La partita su Vittorio Veneto la sta gestendo direttamente Alberto Stefani, che ha voluto gestirla lui, per cui su Vittorio Veneto io auspico che insomma si trovi velocemente una quadratura su un nome. Che sia direttamente il numero 1 della Lega in Veneto ad occuparsi delle elezioni a Vittorio Veneto la dice lunga su quanto sia delicata la partita per il centrodestra in alcuni dei 55 comuni al voto nella Marca fra pochi mesi. Non è singolare che il coordinatore regionale si occupi proprio di Vittorio Veneto? Ma è singolare anche che l'ultimo segretario regionale eletto prima di Alberto Stefani fosse Tony Darè, e quindi ragionano magari alla pari. Già, perché il nome chiave è proprio quello di Gian Antonio Darè, che ormai verso la fine del mandato in Europa potrebbe clamorosamente tornare in campo nella sua Vittorio, già guidata per lungo tempo. Peccato che dopo l'annunciato passo indietro del sindaco Antonio Miatto, il candidato sindaco naturale della Lega sia da tempo il vice sindaco Gianluca Posocco. A Vittorio Veneto per fortuna abbiamo la panchina lunga, nel senso che persone che possono fare il sindaco ce ne sono e che hanno capacità amministrativa ce ne sono. È solo una questione di scelte, di equilibri interni alla sezione. Insomma, c'è da trovare una quadra prima di tutto nella Lega a Vittorio e poi, cosa non secondaria, bisogna accordarsi con Fratelli d'Italia, non proprio così convinti della scelta del Carroccio. Noi abbiamo sostenuto Miatto, 5 anni fa non siamo entrati in consiglio comunale per una manciata di voti, visto che non si ricandida Miatto, insomma credo che sia una partita da discutere. Ovviamente storicamente la Lega a Vittorio Veneto insomma è sempre stata presente. Noi abbiamo delle idee anche di qualità, ci confronteremo. I meloniani in questa amministrativa hanno un chiaro obiettivo: allargare il dominio elettorale nei comuni forti del consenso generale e chiederanno con forza i loro candidati sindaco. Basti pensare a un'altra situazione delicatissima nella Marca, quella di Paese, dove la Lega rilancia Katia Uberti per il secondo mandato, ma Fratelli d'Italia è addirittura dall'altra parte della barricata in Consiglio Comunale. Noi ad oggi a Paese abbiamo un gruppo consigliare che è all'opposizione. Con Paese e con i consiglieri comunali capitanati da Martino De Marchi, che era il candidato sindaco 5 anni fa, ho incominciato una discussione, devo approfondire e dopodiché faremo delle valutazioni anche con gli alleati, per cui insomma la situazione, la fotografia oggi è questa. Capiamo che condizioni ci sono e cosa si può fare.